Eccoci qua rientrati in diretta TV7 Match, affrontiamo il primo, il primo tema legato all'attualità in questo caso e parliamo di rifiuti. Parliamo di rifiuti perché è necessario capire che il nostro consumismo crea imbarazzo e quindi crea rifiuti e tutto quello che viene commercializzato ha un suo imballo, ha un suo contenitore, spesso esagerato rispetto al valore stesso di quello che contiene. Abbiamo un esempio nell'acqua minerale, che costa più il contenitore del contenuto, ma noi abbiamo necessità del contenuto, di conseguenza dobbiamo comprare il contenitore. E questa problematica si riflette anche su tutti gli altri prodotti. Allora quello che noi vogliamo capire, come andrà a finire questo pianeta, visto che c'è un continente in mezzo all'Oceano Pacifico grande 3 volte mi pare quello che è la superficie della Francia. E allora vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, perché se in poco più di 40 anni siamo riusciti a creare un continente di plastica, ai nostri figli lasceremo un oceano pieno di plastica, potremo camminare da una parte all'altra dei continenti senza mai bagnarci i piedi. Certo, questo è come esagerazione, ma è uno dei punti di partenza e lo vediamo nelle immagini e appunto con noi abbiamo i nostri ospiti. Certo, che sono degli esperti del settore, sia per quanto riguarda appunto il riciclo in particolare di plastica e l'utilizzo poi appunto di questa plastica per farne altra, ma anche appunto chi si occupa, come dire, di sviluppare anche una mentalità e dire beh, ma possiamo arrivare al rifiuto zero. Questo ovviamente è un obiettivo che nel futuro potrà essere determinante. Prima di iniziare a parlare con i nostri ospiti, però io proporrei subito una grafica per dare un'idea di quella che è la quantità di spazzatura che si fa nel mondo. Poi magari anche spiegheremo un pochino la differenza tra i paesi, perché è chiaro che ci sono paesi che hanno ovviamente restano, come dire, con la spazzatura a cielo aperto, non hanno un sistema di raccolta. Attualmente nel mondo si producono circa 4 miliardi di tonnellate di rifiuti. Nel 2035 si prevede tra i prossimi 10-15 anni si calcola che possano diventare 6 miliardi di tonnellate. Questo comporta anche un costo per lo smaltimento, che sono attualmente di circa 250 miliardi di dollari, ma prossimamente, appunto quando si arriverà a 6 miliardi di tonnellate di rifiuti, toccheranno i 400 miliardi di dollari. Per l'Italia, per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, siamo in calo, c'è da dire questo, no? Ma siamo attorno ai 30 milioni di tonnellate all'anno. Ecco, io partirei un po' da questo punto e inizierei con Nicola Longo per fare un po', come dire, una fotografia a 360 gradi su quella che è la produzione di rifiuti, perché noi parliamo spesso di economia, parliamo spesso di PIL, di crescita, ma la continua crescita ci porterà ad avere quantità di spazzatura preoccupanti. Noi, grazie intanto di averci invitato, rappresento il Forum Rifiuti Zero, che ha elaborato una proposta copiando le buone abitudini che in altre zone del territorio, soprattutto Veneto, sono state portate. Noi siamo convinti che ci possa essere uno sviluppo che consideri tutta la filiera orientata al riciclo. Infatti noi non la chiamiamo più la spazzatura, per noi è materia prima. E dobbiamo cercare di ridurre al massimo quello che poi andrà o in discarica o all'inceneritore. Questo è l'obiettivo che si deve porre la nostra generazione. Voi avete detto giustamente, i nostri figli
rischieranno di abitare in un pianeta completamente antropizzato proprio per i nostri rifiuti, e questo non deve avvenire, ma siamo in grado con le tecnologie attuali e con gli esperti che oggi avete invitato, siamo assolutamente in grado di gestire questa cosa, ma deve essere la filiera industriale anche che parte producendo degli imballaggi completamente riciclabili, perché non dimentichiamo che le risorse del pianeta sono limitate e la plastica si forma dal petrolio, e il petrolio comunque è una risorsa limitata. Ecco, quindi l'obiettivo nostro è proprio quello di seguire un progresso. Non diciamo la decrescita felice, che comunque è una cosa in cui noi crediamo, perché se noi riusciamo a vivere meglio e a consumare meno, questo vuol dire la decrescita felice, e vivere in un pianeta migliore, e ci sono, soprattutto col progresso attuale, tutte le possibilità, e sono convinto che i tecnici ci diranno assolutamente quali sono gli strumenti. Permettetemi solo di dire Prego. che i rifiuti saranno il nostro petrolio del futuro, la fonte di materie prime. Una ricchezza. È una ricchezza. Una ricchezza. Arriverà dai rifiuti. Guardate, noi ai bambini, perché dobbiamo insegnare alle nuove generazioni, gli facciamo vedere che quando noi bruciamo un rifiuto è come se bruciassimo una banconota. Quando noi mettiamo una banconota in discarica o un rifiuto in discarica, è come mettere una banconota dentro. Il rifiuto non è più un rifiuto, è una ricchezza, dobbiamo cambiare l'idea. E guardate che i bambini, quando noi ne parliamo, sono assolutamente consapevoli di quello. E vanno a casa e magari dicono ai genitori: no, non buttare la plastica, la bottiglia di là. E i genitori sono un po' all'inizio, e poi dopo vengono educati al contrario dai figli, invece di i figli educare i genitori. Certo, certo. Ma Davide Callegaro, lei è un esempio di un imprenditore che, come dire, utilizza, tra virgolette, la spazzatura, chiedo scusa, i rifiuti o comunque per fare business. Come modello di business, sì. La realtà è che insomma, vivo ormai da una decina d'anni, arrivo da un mondo imprenditoriale completamente diverso, ma nasce in primis da quello che è una passione. E poi su quello che è un progetto industriale su medio e lungo termine, perché in questo ambito non esiste quello che è una speculazione come lo si è visto su altri settori, dall'edilizia o altre situazioni che hanno comunque un ciclo di vita, un ciclo di tempo molto breve. In questo invece, in questo ambito sicuramente si fa quello che è una programmazione e un cambiamento che è sicuramente generazionale. Si accennava a quello che è stata la parte dell'evoluzione industriale dei nostri genitori che pensavano a produrre beni necessari, cose utili a quello che era il miglioramento dello status di vita, no? Poi siamo entrati in quello che è il consumismo a tutti i livelli, senza rendersi conto che producono degli effetti molto molto devastanti per tutto quello che è l'ambiente. Nella nostra casistica siamo partiti da una cosa molto basica. Che cosa fa? Se poi lei ha detto anche la sua passione, no? Produco attrezzature che recuperano gli imballaggi provenienti da quelli che sono i contenitori di liquidi alimentari, quindi dalle bottiglie dell'acqua, le bibite, i flaconcini del latte, che sono contenitori liquidi alimentari in PET, il PET. La stessa identità, parlando di quelli che sono i contenitori per i liquidi, sono i liquidi non alimentari, quindi i flaconi del detersivo, detergente, lavapavimenti, igiene personale, pulizia per la casa, perché spesso parliamo solo della bottiglia, che è un problema e che si manifesta su quello che è il recupero di quel materiale nobile, che è molto facile perché poi è riciclabile in diverse situazioni, in diverse opportunità. Oggi fortunatamente abbiamo degli esempi che sono straordinariamente positivi. Non è stato un percorso semplice, perché abbiamo comunque una parte di burocrazia, perché il rifiuto ha una normativa a sé stante, quindi si parla di quello che è il testo unico ambientale piuttosto di quelle che sono le norme legate al commercio tradizionale. Quindi molto ha fatto la parte che abbiamo attinto in maniera positiva da altri paesi del nord Europa. Attrezzature che vengono
posizionate sui luoghi di alta pedonalità sono degli ecocompattatori, dove l'utente, su quelli che sono i punti di approvvigionamento alimentari, presso le scuole, su aree di frequentazione, centri sportivi o lidi balneari, in questo momento insomma è una realtà molto attuale, e arrivo anche da questo tipo di buona opportunità e di forte partecipazione dell'utente. Ecco, questi ecocompattatori cosa fanno? Recuperano gli imballaggi contenitori per liquidi, quindi le bottiglie dell'acqua, le bibite, i flaconi del detergente detersivo e le lattine in alluminio. Quindi la persona arriva, le può mettere dentro. Può mettere dentro, la macchina riduce il volume di questo imballaggio del 80%, quindi già cominciamo ad avere una pratica di riduzione di costi e inquinamento per il trasporto dello stesso. Vengono già separati a monte, quindi non hanno poi la necessità di avere costi nella filiera di quello che è il recupero, quindi la cernita, la selezione, come stiamo vedendo magari in alcuni filmati. Questo materiale va direttamente, tramite i consorzi di filiera e le industrie di trasformazione, su quello che è l'ambito produttivo. Aziende che recuperano quello che è materia prima secondaria, la triturano, la lavano, la estrudono e torna ad essere repetto, in questo caso per la bottiglia, e di nuovo contenitore per i liquidi, o le vaschette per quanto riguarda il contenimento dell'insalata, degli alimenti solidi non liquidi, che fortunatamente insomma, nel reparto industriale si sta attrezzando in maniera molto attenta. Dopo andremo avanti ancora su questo. Il segreto della parte educativa che abbiamo visto, che risponde molto bene, è che l'utente, operando con questa buona pratica, porta a casa anche della risorsa personale, cioè la macchina restituisce all'utente un valore economico sotto forma di buono sconto immediato da utilizzare presso le attività commerciali convenzionate. Le piattaforme alimentari negli ultimi anni si sono rese molto attive, perché sono anche i primi a essere gli attori di quello che è la distribuzione di tutto quello che troviamo su quello che è il rifiuto urbano, quindi una buona parte. La realtà economica, parlando di PIL, ci siamo resi conto che sul territorio nazionale oggi la grande distribuzione organizzata, quindi la GDO e i supermercati, producono il volume economico più alto di tutto quello che è il reparto industriale e produttivo, e quindi sicuramente è una delle realtà dove si può pensare di avere un ritorno molto interessante. Beh, anche la premialità poi nei confronti del cittadino è sicuramente stimolante. Ma vediamo un'altra grafica che ci dice anche quanto ricicliamo, no? Perché ci sono vari dati, il trend non è uguale, diciamo, in tutta la penisola, ma vediamo anche in questa grafica allora quanto effettivamente differenziamo. Ecco, l'Italia ricicla circa 56 milioni di tonnellate di materiale, al secondo posto dietro la Germania, che è la più riciclona d'Europa, con 72 milioni di tonnellate di materiale riciclato. La media europea dei paesi dunque circa 69 milioni di tonnellate, 136 kg all'anno per abitante. Ecco, questo è quello che diciamo, arriva ad avere nuova vita. Professor Modesti, ma la plastica è tutta riciclabile? Quante volte può essere riciclata? Teoricamente sì, diciamo che può essere riciclata n volte, bisogna rilavorarla, riadditivarla con tutti gli additivi che servono. Magari non può essere riciclata per fare le stesse cose per cui è nata, tipo la bottiglia per l'acqua non può tornare a fare bottiglia per acqua, perché non può andare direttamente, se non trattata in opportuni impianti, ma può andare per altre cose, quindi può avere tante vite nel tempo. Il problema è che economicamente solo 3-4 plastiche sono in quantità tale da giustificare, come diceva il signore che non mi ricordo, Davide, scusa, il PET, perché in quantità di bottiglie enormi, il PE di tutti i flaconi, sono 2 o 3 materiali. Gli altri sono in quantità talmente piccola che non conviene economicamente, perché cosa succede? Non li separano nemmeno, vanno in discarica molto spesso, anche se adesso si cerca di recuperare anche queste piccole frazioni, tutti i polistireni leggeri che sono voluminosi ma in peso sono
pochissimi quantità. Quindi il problema... Che tipo di imballaggio sono questi? Beh, polistireni ad esempio? Gli imballaggi in polistirene, tutte quelle cose per termoregolazione dei cibi, tutte le vaschette, i vassoietti che sono leggerissimi, voluminosi, ma in peso sono pochissimi, anche quelli sono riciclabili, bisogna vedere se poi, perché se lui mi ricicla una cosa che ha un costo basso riesco a rimetterla sul mercato, ma se mi costa di più della materia vergine me la tengo e dopo che ho riempito il capannone non la vendo più, quindi è anche una questione non solo tecnica ma economica, perché tutta la filiera... La parte economica deriva da quelli che sono gli impianti di selezione che oggi sono attrezzati solo per, ecco, ne vediamo uno solo per alcuni, che separa le bottiglie, per alcuni polimeri. Sì, sono attrezzati, esatto. E dipende sempre da quello che è la tipologia di quello che è la separazione a valle. Ecco, è sempre necessaria una separazione manuale, ad esempio, come abbiamo visto nelle immagini qua? Un pelino, sì, questo è l'impianto di Montello, uno dei più grossi in Italia, vero? È un CSS Vengono da di tutto il mondo a sì. vederlo, questo impianto di selezione. Montello vicino a Bergamo, era un'ex acciaieria, qui separa, ecco, queste balle che poi vanno ai riciclatori, come diceva sì, di Davide. questo finché è PET buona parte si riesce a fare RPET, quindi RPET, fibre, eccetera. Può essere utilizzato ancora per i contenitori di liquidi alimentari o vaschette per quanto riguarda il contenimento di oggi le insalate, la frutta, piuttosto che anche tutto quello che riguarda altre tipologie di alimenti. Chiaro è che uno dei contenitori, perché l'imballaggio, noi con questo semplice strumento, con l'ecocompattatore che utilizziamo, siamo abbastanza presenti, riduce i volumi quasi in tutta Italia. Facciamo una delle prime discriminazioni: che cos'è un imballaggio e che cosa non lo è. Certo. Buona parte le persone adulte oggi ancora non hanno la cognizione di che cos'è un imballaggio. Però e quindi, come dici tu, raccogli il PET, quello che raccolgono tutti, che è facile, il PET, l'HDPE e tutto il resto in termini di volumetria è già una gran cosa, perché se noi vediamo quelli che sono questo tipo di imballaggio, quindi un contenitore per liquido, quindi pienamente descritto come imballaggio, è poi quello che crea anche tanta difficoltà in termini di gestione. Partiamo da quello che è l'utente domestico, su quello che è ormai la direzione della raccolta differenziata, soprattutto con il porta a porta, i prelievi di quelli che sono gli imballaggi in plastica o i multimateriali piuttosto che monomateriale, quindi parlando delle plastiche i polimeri sono diversi, abbiamo il PET, abbiamo il polietilene, l'alta densità, la bassa densità, il polistirolo. Scusi un attimo, collega. Però c'è un particolare, io vedo in tutta questa cosa una cosa molto positiva, perché questo è uno start-up, non è certamente da pensare che possiamo andare avanti in questa maniera, ma anche sostanzialmente è una produzione casuale di plastica dove ognuno usa un certo tipo di plastica per mettere i propri prodotti, poi l'utente finale deve essere quello che li seleziona. Il 90% sbaglia, perché io vedo che spesso le cose vanno mescolate e non si conosce bene la cosa, e quindi forse non è il caso di pensare a monte una produzione destinata a determinati prodotti in maniera tale che può essere selettiva. Seconda cosa, perché in queste plastiche non ci sono indicazioni di stoccaggio, cioè la massaia, io vedo spesso, guarda il contenitore e dice dove lo metto? Lo metto di qua, lo metto di là, lo metto dalla parte, che fine farà? E non sempre, e vediamo che c'è la selezione poi, no? Quindi ci sono delle macchine che selezionano, ma con discreta difficoltà, perché non è che si può selezionare più di tanto. Ecco, non è pensabile una proposta di una produzione mirata ai prodotti e obbligare ovviamente le case. Mi permetto non di contraddirla, ma di dire che già è così, perché i materiali, teniamo presente che l'imballaggio è il 40% di tutte le plastiche circa che vengono prodotte, no? Quindi, e noi parliamo di questo adesso, non di tutto il resto. E negli imballaggi sono il PET, i polietileni alta e bassa densità, il polistirene, un po' di polipropilene, sono già 4-5 materiali idonei per queste applicazioni. Per la bibita gasata c'è solo un materiale, la Coca-Cola, tutte le bibite, solo il PET può tenere la CO2.
quindi quello è già un monomateriale. Per tutti i ballaggetti flessibili sono tutti in polietilene, quindi è già più o meno così. Certamente bisogna migliorare il riconoscimento, perché quel simboletto che non si legge nemmeno, Bravo. che la massaia non sa nemmeno. Però adesso con la nuova normativa europea uno degli obiettivi è proprio rendere facilmente individuabile il materiale e dire dove deve finire, quindi rendere, perché se non cominciamo da questi livelli... Prima cosa, ma poi non è solo la plastica quella che andiamo a riciclare. Certo, c'è l'alluminio, c'è il vetro, il cartone, gli accoppiati. E quindi quante sono, negli altri paesi, quante selezioni riescono a fare? La parte di quello che è l'aspetto normativo sicuramente avvantaggia alcune realtà del Nord Europa. Nel nostro territorio, nel nostro paese, sono anni che si parla di ritornare a quello che è il vuoto a rendere, no? Cioè a rendere attori primari quello che è il distributore sul mercato del contenimento dei liquidi piuttosto che della fornitura alimentare. È chiaro che la parte, se noi guardiamo quello che è la redditività, l'acqua imbottigliata fattura 4 volte il carburante in Italia e di conseguenza c'è un limite a quello che potrebbe essere un mercato molto florido. Domani mattina noi acquistiamo l'acqua al costo al litro. In tutti gli altri paesi si acquista a confezione, si acquista tutto, si acquista il contenuto e il contenitore. C'è la possibilità di ritornarlo al venditore e di avere quello che è una cauzione. Nella nostra identità invece compriamo in maniera disattenta quello che è solo il contenuto e poi lasciamo a quello che è la parte dell'ente locale o del gestore di quello che è il rifiuto di occuparsene in maniera autonoma senza prendere poi reale coscienza. La raccolta differenziata è un obbligo da parte del cittadino, ma è vero anche che se si danno gli strumenti giusti non ha scuse per non farla in maniera attenta. La tecnologia oggi si mette nelle condizioni di fare dei cambiamenti anche molto veloci. Abbiamo già visto che anche con le applicazioni, no? Il Politecnico di Milano si è curato di produrre un'applicazione della nostra azienda e con il telefono che tutti abbiamo in tasca, che è parte integrante del nostro corpo, a sapere, come lei diceva, dove va un prodotto. Abbiamo già un catalogo di oltre 8.000 articoli, di quelli presenti all'interno dei punti vendita alimentari, e basta guardarlo con la fotocamera e ti dice va in questo contenitore, va in quest'altro, in virtù sia del barcode piuttosto che di quello che è anche il riconoscimento. Laddove non fosse presente all'interno, questa applicazione mi dice mandami l'indicazione di quel prodotto, che lo inseriamo, ti do risposta immediata. Stessa applicazione raggiunge gli utenti sul calendario puntuale della raccolta, li avvisa autonomamente la sera prima cosa devono esporre per quello che è la raccolta differenziata. Porta a porta. Questo aiuta molto anche Certo. quello che è la persona che non è così avvezza al rispetto di quello che è La interrompo un attimo, c'è un telespettatore che vuole intervenire. Il signor Antonio, buonasera signor Antonio, lei chiama da dove? Buonasera, chiamo da Padova. Sì, prego, cosa voleva chiedere? Ecco. Niente, io devo fare tipo un'osservazione. Comunque, io ho un oggetto, un rasoio, Made in Germany, di Philips, che aveva già 40 anni. Ora io guardo anche l'effetto Roma, diciamo le strade piene di immondizia, e mi faccio un ragionamento. Logicamente quando uno ha pochi soldi compra oggetti di poco valore. Questi oggetti di poco valore dopo 2 o 3 mesi vanno a finire in discarica, vanno a finire buttati via. Cioè noi compriamo roba che costa niente, che non vale niente, che la buttiamo via e a fine anno paghiamo anche 200-300 euro all'anno per i rifiuti che noi compriamo e che dopo un po' gettiamo. Ma non si può mica fare una politica che a manco una volta l'Italia e l'Europa creava oggetti di certo valore, oggetti che tu potevi tenere e anche aggiustare, non oggetti che viene da oltreoceano e che non valga niente e che dopo ti tocca buttarli via, perché è chiaro che non li metti a posto, perché costano poco,
li butti via, costano poco e ne vai a comprare degli altri. Se poi vai a fare la spesa, cosa fai? Vai a fare la spesa, è tutto confezionato, cioè matite, gomme, temperini, è tutto. Cioè io vengo a casa, svuoto la borsa della spesa e riempio la pattumiera di plastica, perché è tutta roba che non riesco a consumare, tutta roba con tutti questi involucri. Cioè io anche riempio il frigorifero e riempio anche i bidoni della plastica. Cioè non si può cambiare il sistema. Cioè tutto quello che compro ai supermercati, i supermercati è una manna per la plastica, tutte boiate finite in plastica. Ma dico io, ma tu vai a casa col carrello pieno di plastica e dopo ci lamentiamo che tu trovi che certo. vedi di dietro tutte queste discariche di plastica, ma è per forza, questo qui è, diciamo, è il moderno, è lo sviluppo questo qua, non lo so, dite voi, cioè vorrei una risposta. Certo, signor Antonio, la sua... Innanzitutto direi che il business nel business, cioè l'involucro, quello che dicevo all'inizio, ringrazio il signor Antonio che ci ha aiutato a entrare meglio nell'argomento, perché ci sono multinazionali che ci giocano sopra e quindi spesso ci troviamo, e lo vediamo tutti i giorni, a sottovalutare l'involucro che contiene un prodotto magari che non vale l'involucro stesso, ed è il momento della bottiglia di acqua minerale. Poi si dovrebbe aprire un'altra parentesi: quanto salubre sia questa bottiglia di acqua minerale, perché ovviamente in alcune situazioni se è esposta al sole emette delle sostanze che tu ingoi ma sono tossiche e a lungo andare possono creare delle problematiche. Ma diciamo che il business dell'imballo oggi ha il sopravvento sul consumo. Ora è giusto che ci sia anche un riciclaggio, per cui quello che dicevo prima, perché una produzione casuale e non una produzione mirata in maniera tale che possano essere riciclate facilmente queste cose, e poi una produzione che consenta effettivamente di riutilizzare gli stessi involucri. L'altro aspetto, perché io per esempio certi prodotti che vengono dalla Corea c'è scritto sopra materiale da riciclare, oppure c'è scritto sopra materiale che può essere riutilizzato. Allora perché questa cultura non viene diffusa e perché la massaia deve prendere il telefonino per sapere come deve scartare, come deve riciclare questa cosa? Direi che forse stiamo un po' esagerando. La cosa deve essere molto più semplice. Questo è per gli adulti, ma sì, la coscienza si crea soprattutto, come diceva il signor Longo, che se non partiamo con quello che è un'educazione ambientale piuttosto che civica già dalle scuole d'infanzia, che sono chiaramente il momento dove si può creare un imprinting difficilmente poi modulabile nel corso della crescita, con delle buone pratiche abbiamo avuto dei risultati la base, sono d'accordo con lei sulla base che è questa, sì, però non stiamo condizionando i figli a una funzione di riciclaggio che forse non è così necessaria se le cose a monte andassero in maniera diversa. È chiaro che sentiamo anche Longo, volevo sentire anche Longo. A me fa estremamente piacere, perché tutto quello che avete toccato, voi che siete degli esperti, sta dentro questo progetto che il nostro forum ha presentato in regione. Cioè siamo partiti dall'obbligare le aziende, gli enti produttivi a differenziare le materie con cui vengono prodotte e soprattutto a marcarle. Okay? Siamo andati all'obbligatorietà del porta a porta spinto, perché il miglior riciclatore è l'uomo,
ma è l'uomo all'inizio che riesce a differenziare, però deve essere facile. Io ho vissuto anche in Germania si separano le plastiche, non la plastica, le varie plastiche, certo, i vari vetri nelle varie colorazioni, allora le cose si possono fare. Quindi però, è una differenziazione ancora più avanzata. Però sappiate che la regione del Veneto è la regione studiata in tutto il mondo per il suo sistema di riciclo. Noi non abbiamo nulla da imparare, abbiamo da insegnare. Abbiamo delle eccellenze nel nostro territorio, abbiamo delle società di gestione eccellenza, però abbiamo anche degli inceneritori che invece dovremmo chiudere. Come? Riducendo al massimo il materiale da inserire all'interno dell'inceneritore. Sì, infatti era quello, no? Il senso di quello che si diceva prima, ben venga l'applicazione piuttosto che, ma la cosa importante è perché dobbiamo avere tutti questi imballaggi, iniziamo a ridurre. Assolutamente. No? E il vuoto a rendere è una normativa che addirittura l'ultimo governo ha portato avanti, però senza un tassello fondamentale, la premialità, l'avete detto voi prima. Se noi non premiamo coloro che fanno le buone pratiche, dalla raccolta differenziata spinta con una tariffazione puntuale, il ristorante che utilizza le bottiglie nel vetro, se noi non li premiamo non diamo anche a loro un vantaggio economico, e la nostra società si basa su queste cose. La nostra politica deve essere quella di dare un incentivo economico ai cittadini virtuosi, abbassando la bolletta e alzandola a quelli che invece non sono virtuosi. Ai locali che utilizzano la bottiglia di vetro dare un'incentivazione. Guardate, io ho vissuto 12 anni in Alto Adige e porto l'esempio del latte, la cosa più semplice del mondo. Avevamo una nota azienda di Bolzano e Dulce Latte che aveva 2 bottiglie, una di vetro e una di plastica, perché la provincia autonoma di Bolzano aveva dato un incentivo per la bottiglia di vetro. In 2 anni avevamo quasi esclusivamente le bottiglie di vetro, perché quando restituivamo le bottiglie, non qui in questo caso a Riciclia, ma al supermercato, ci davano indietro i soldi, e quindi il latte a noi costava molto di meno nel vetro rispetto alla plastica, e quindi si è portato il cittadino a preferire il vuoto a rendere. Ovviamente era una realtà territoriale molto più limitata, più facile da gestire, ma guardate che in Veneto abbiamo una marea di allevamenti di latte, potremmo avere delle produzioni. Dobbiamo pensare che forse il piccolo a volte è anche molto meglio del grande. Siamo abituati solamente al grande, ma forse il panificio piccolo fa il pane anche più buono, l'allevamento piccolo. Adesso c'è questa polemica, non si può comprare e bere il latte fresco. Il latte fresco si può bere benissimo, basta bollirlo, quindi, però bisogna favorire anche, questa è la politica che deve fare, deve favorire queste buone abitudini. Certo. Allora, adesso abbiamo un breve break pubblicitario, ma quando rientriamo parleremo anche della nuova normativa europea che mette al bando le plastiche monouso, cercheremo di capire quali sono le plastiche monouso e sentiremo anche quali sono i problemi nella raccolta differenziata proprio della plastica di cui abbiamo parlato fino adesso. Tra poco, dopo la pubblicità.